Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, finisciamo in Cina, qualificazione positiva, 13° posto, va bene, ma secondo me è un buon passo a gara, possiamo fare qualche bel punticino, eh. Io ci spero sinceramente, la strategia è su media e hard, 28 giri, speriamo di veramente riportare a casa bei punti, visto che la prossima è Baku e là il ritiro è dietro l'angolo. Vai raga, con la vostra strategia, medie e hard, sarà dura contro i primi 10 che hanno la soft nel primo stint, ma ci proveremo. Vai, le sensazioni sono comunque buone. Albon, basta. Mamma mia, già la seconda. Ma guarda che roba, è già la seconda gara che Albon mi rompe i maroni. Collisione con Weber, boh, l'ha vista lui. Non può buttarmi, se non lo faccio in partenza non lo faccio più. Ok, la lettone c'è, che qua in Cina ragazzi la lettone va via con piacere. Piano. Mamma mia Devon. Ok, superato anche Devon, pulito in maniera tranquilla, diciamo così. E adesso però sono l'unico con le medie, cioè, ma speriamo bene, io ho seguito il consiglio vostro. La Cina è una gara favorevole per me di solito, speriamo bene. Una partenza decisa, Sì, ben fatto. concordo. Mamma mia, ha rischiato un testacoda obbrovioso il primo giro. Ho rischiato un super testacoda. Battere subito con le... Mamma mia. Ha la macchina più forte anche. Dobbiamo ritornare all'interno, però sarà difficile. E dopo chiaramente più interno sono, più da poter andare verso l'esterno. È andata bene. Mi è andata di lusso, mi è andata. Mi è andata veramente di lusso. Solo che sto soffrendo tanto, mamma mia. Qua ho rischiato l'incidente con Ricciardo, sto rischiando troppi incidenti oggi, La cosa non mi piace per niente. La cosa proprio non mi piace. Dai ragazzi, dai. Ok. Perfetto. Devo cercare di cominciare ad avere un buon ritmo. Però che spoffio, l'Ers va via che è un subito, mamma mia. Non capisco se dipende dalla macchina, proprio che l'Ers quest'anno si consuma di più. Sarà durissima perché sti rettilineo qua purtroppo per me è un disastro. Ho il penultimo motore praticamente. Chiaramente i due aggiornamenti, telaio e motore, nessuno dei due è andato a buon fine. Ce l'avrò Baku che tanto chi se ne frega, Baku che farò cagare. Ricciardo mi supera molto bene. Apriamo il controsorpasso. Controsorpasso per fortuna riesce. Però faccio molta fatica. Pensavo molto meglio, dopo le prove libere, la qualifica comunque pensavo meglio. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Mi supera chiunque, oh. Altro che la resistenza è importante perché purtroppo vedo che i componenti si rompono subito, mamma mia che rischio. Però devo prima migliorare il motore di brutto. Di tanto anche. La macchina è ancora integra. Tante sbavature, non capisco sinceramente. Prima parte di gara che non mi convince molto. In libera ha fatto veramente dei giri bellissimi, tranquilli, puliti soprattutto. Invece qua tante sbavature, tanti rischi, micro contatti che non devo fare alla Verstappen. Ok. L'obiettivo è quello nel primo stint di non perdere troppo dal gruppo, diciamo,
dal settimo al nono con le soft, però vedo già che la vedo un'impresa abbastanza disperata, soprattutto qua, è qua dove perdo tutto, qua è un disastro, rischio sempre l'incidente, però poi io mi prendo da nervoso e voglio superarlo subito. Adesso lo metto addirittura bassa, cioè l'ERS non esiste praticamente. Speriamo anche nella prima safety car, che vorrei vedere anche se come è fatta quest'anno, se ancora certi bug. Comunque in questa prima parte non devo attaccare o superare, ma devo conservare. 7,3 secondi. Dopo un paio di giri il comando, lasciamo il posto ad Hamilton. Comunque ho fatto 2 giri in testa, poi. Che bello. Lasciamo andare Gigi, giustamente, non combatto con lui. L'importante è non perdere posizione sugli altri, né su Weber né su nessun altro. Il ritmo adesso è accettabile, eh? Adesso comincio a sentire le gomme un po' logorate. Insomma. Come siamo secondi. Poi ci vorrebbe una safety car nel momento che va dei box, sarebbe il The Dream. Bisogna capire la posizione teorica in questo momento, 19esima. Però chiaramente sì, loro non contano che devono andare ai box anche gli altri, però. Tanto Gigi al giro record, vediamo che è scritto in viola, molto belle le sue impressioni, sempre più vicine alla realtà, purtroppo quelle super ufficiali non ci saranno forse mai, come una volta, però. La vettura dietro di te comincia ad avere problemi con il carburante, approfittiamone nei prossimi giri. Bene. Sta arrivando anche Charles Leclerc. Sta arrivando Charles. E quando arriva Charles sono dolori, io non farò nessuna opposizione. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme dure. Perché tanto non lotto con loro per cioè non posso competere con una Mercedes o con una Ferrari. E non voglio perdere tempo contro i miei competitor. Contro chi competo? Ok, i nostri principali rivali in questa gara sono Hamilton e Norris. Come Hamilton. Cagatissima. Leclerc supera le reti di linea. Comunque la mia macchina la sento benissimo in curva, infatti guadagno sempre qualcosa in curva. Ma chiaramente in rettilineo disastro, cioè a Monza, che è una delle mie gare, sono ancora, cioè, spero di aver sviluppato bene il motore, perché se no sono dolori. Mi ricordo nel Formula 1 scorso che l'ho fatto poco, però nella prima stagione non ho fatto nessun podio e partivo con l'Alfa. Siamo pronti ad andare ai box, raga, pronti alla sosta, gomme finite. E vediamo un po' come torniamo in pista, spero almeno in top 10. Ok, box, box, box. Dai, safety car adesso. Oh, mi ho rotto i coglioni quella scritta, ciao. Non dare gas. Oh, ma dai, cagatissima. Non spingere subito, cerca di... Beh, siamo decimi però. Obiettivo raggiunto. Battere le medie, non so se ne farà un'altra, boh. Forse farà soft, medie, soft, boh, chissà. Io appena esco dai box ho sempre difficoltà. Attenzione a Weber, anche lui alle hard, non dovrebbe essere un grossissimo. Non allentare il ritmo, la vettura dietro di te non ce la fa a starti dietro, forse è a corto di carburante. Io neanche troppo. Devo ricordarmi di modificarlo meglio.
Nessun ritiro per il momento, è gara pulitissima. Ci vorrebbe un rimescolamento. Ragazzi, sta arrivando Verstappen, ma la strategia consigliata da voi e confermata da me è corretta, perché secondo me il 7° posto lo possiamo anche ottenere. Vai Verstappen. Abbiamo Weber dietro con le stesse nostre gomme, mancano 9 laps. Verstappen ha addirittura le medie, quindi ci supera sicuramente, ma Weber ha le hard come me. E il 7° posto è ancora un miglioramento e io me l'aspettavo in sta gara, perché comunque ho visto che il ritmo c'era. Gara tranquilla finora, senza colpi di scena. Comunque la strategia vincente, veramente strategia vincente, grazie allo zoccolo duro. Previsioni meteo. Per il momento non è prevista pioggia, le condizioni sono buone. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Oh, vorrei sentire la vocina del mio Alex. Ci si vede con Weber, siamo iper tranquilli. (4 secondi e 7). Se continuiamo con questo ritmo secondo me ce la facciamo arrivare settimi. Ed è ancora un miglioramento. Prima di Baku è importante poi. Perché a Baku l'obiettivo è arrivare. Tanto che non si consuma benzina qua, mamma mia. Tanto qualcuno va anche ai box dietro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 12,4 secondi. Alcune informazioni su Gasly. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Problemi per Gasly. Yellow flag. Bottas fuori! Informazioni su Bottas. È fuori dalla gara. Valtteri è fuori. Valtteri è fuori. Bandiera verde. Siamo sesti. Un ritiro ma illustre. Very godo, very godo. Qui siamo sesti, calma. Abbiamo Hülkenberg adesso. A questo punto non ci conviene la safety car, non ci conviene assolutamente. Perché comunque loro hanno sicuramente gomme migliori, quelli dietro. Anche Hülkenberg ha le medium. Quindi non conviene assolutamente. Al prossimo giro mettiamo anche erogazione media. Ok, il distacco è 4,7 secondi. Grande Bottas che se ne va e siamo sesti. Questo risultato se arriva è grazie allo zoccolo. Solo che Nicolino ha tanti giri e può riprendermi. Le mie gomme sono messe bene comunque. Questo è importante. Fuori Valtteri, fuori Valtteri. E mo vediamo se Hülkenberg ha la forza di riprendermi. Molto bene, dai. Sarà difficilissimo tenere la sesta posizione, perché vedo che Hülkenberg sta recuperando molto bene. 2 secondi e 9. Per carità, non butto via neanche il 7° posto, Bisogna fare un autentico miracolo, questa gara è un miracolo. Una sosta che sta funzionando. 2,8, perdo un altro decimo. Mamma mia.
Adesso qua il ritirino perderò ancora sicuramente. Vogliamo il ritiro di Hülkenberg. Lo pretendiamo. Ha recuperato ancora il tedescone. 6 laps, 6 giri alla fine. 2, 3, altri 5 decimi recuperati. Ci giochiamo una sesta posizione indescrivibile. Sapevo che questa era una gara favorevole. Sono andati quasi tutti su 2 soste, comunque questo che mi ha aiutato, una sosta in meno è fondamentale. Bisogna capire la posizione finale però. Hülkenberg è sempre più vicino, il pallino giallo sta prendendo la freccetta arancione. 2-1, altri 3 decimi. La tensione sale sempre di più. Anche la benzina non capisco se è un bug, boh. Mi fa strano sinceramente vedere la benza che sale. Ovviamente bug di inizio gioco che posso accettare, dai. Attenzione a Nicolino, sta arrivando Nicolino. La vettura dietro di te è più veloce, guadagna 1 secondo a giro. Adesso sì. C'era il sorpasso, quasi certamente, d'altronde alle medie, cioè. Però è stato bello il sogno di arrivare sesto. 5 laps, 5 giri alla fine. Distacco dall'auto davanti, 9,9 secondi. Sembra che il problema sia stato risolto, sta riguadagnando velocità. Vabbè, questo è Gasly. Infatti se parlo poco ragazzi ma la tensione è alta. La tensione è altissima, spero, ecco, se arrivo settimo, cioè se perdo la posizione spero però di arrivare settimo a sto punto. Sento un po' la pressione di Hülkenberg, la percepisco. Sinceramente non neanche andrò a combattere più di tanto, perché la macchina è molto più veloce della mia, le gomme migliori delle mie, cioè non vado a rischiare di rompere l'alettone o altre robe. Sarebbe abbastanza sciocco. Hülkenberg sta arrivando. E Hülkenberg mi supera. In questo momento della mia carriera devo fare punti, raga. Le battaglie, quelle belle, quelle toste ci saranno quando la McLaren avrà un motore accettabile. Anche Magnussen alle medie però, Io aumento il carburante, che bello. Dai, vogliamo il ritiro anche di Hamilton adesso, per piacere. Almeno nei videogiochi. Ma anche Magnussen può arrivare, Speriamo di no.
3 secondi e 7 ho di vantaggio. Mi mancano 3 giri ormai. 3 giri e un rettilineo. Guarda, per lei no la firma, 82 firme per arrivare al settimo. Ok, altro giro andato. Three laps, remaining nell'inglese. Il distacco dal tuo compagno Perfetto. dietro di te è 13,6 secondi. Gara comunque abbastanza tranquilla, un ritiro, Abbiamo carburante pochi problemi alle sufficiente per altri vetture. 5 giri. E sapete che amo di più le gare bagarose. Le gomme come stanno? 27, sì, sì. Strategia perfetta. Grazie allo zoccolo. Mi sta regalando il sogno di un settimo posto incredibile. Decimo, nono, settimo. Questa è la scala di valori veneziana. Speriamo di mantenere la posizione su Magnussen, che però lo vedo ancora distante. Molto bene. Mamma mia che caldo, raga, un caldo asfissiante. Ormai siamo vicini alla fine di questa entusiasmante gara che ci sta portando al settimo posto. Ma stiamo zitti e stiamo buoni, che il sudore ormai è dappertutto, ovunque. Il distacco dalla vettura davanti è 1,6 Due giri alla secondi. fine, 2 laps remaining. Dai Kuma, dai, di rabbia lo voglio. Adesso superiamo anche Hülkenberg, lo so. C'era il sorpasso beffardo a Nicolino. È più facile avere un ritiro del primo in classifica, ve lo dico. 3-5, abbiamo perso solo 2 decimi in 2 giri, molto bene. Comunque abbiamo perso poco anche da Hülkenberg in realtà, Forse potevo lottare un po' di più, ma però forse perdevo di più da Magnussen se lottavo. Non si può sapere, raga. Il mondo è come una scatola di cioccolatini, non sa mai che cazzo trovi. Vabbè, dopo queste pere di saggezza, non vedo l'ora di farmi una super doccia. Dai, un ritiro La davanti. batteria ha poca carica. Riduci l'erogazione delle RS. Regalami un ritiro davanti. Sarebbe bellissimo. Sarebbe qualcosa di meraviglioso. Ok. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Eh sì, perché sono aumentati, non so come sinceramente. O la mia macchina era migliore nel risparmio carburante, o non lo so. Final lap. Sei all'ultimo giro. Final lap come indiano. Finiamo, dura ancora un laps. Sta maturando per Veneziano un settimo posto incredibile, punti fondamentali per il cammino McLaren. Questa scuderia vuole tornare ai fasti di un tempo. Ultimo titolo 2008, Gigi Hamilton, il suo primo in McLaren, insomma il suo primo titolo proprio assoluto. Ok. Perfetto. Dai, salvo, non so, pazzie. Vince tanto Gigi, ragazzi, ha vinto Gigi.
vince Gigione. Presto vedremo il mio nome sul bandiera scacchi primo, molto presto. Ma intanto ragazzi accontentiamoci, si fa per dire, di un settimo posto devastante, grazie a una strategia azzeccatissima. Sono molto soddisfatto. Curva presa un po' la cazzo di cane, ma va bene. Un ringraziamento speciale allo Zoccolo Duro, grazie Zoccolo per questo meraviglioso risultato, è merito vostro, con la vostra strategia perfetta, da ingegneri consumati. Yes, blowjob. Ok, gara finita, fai attenzione alla macchina mentre entri. Dove entro? Gran risultato. Dopo Ciao. un gran premio corso da protagonisti, scommetto che i ragazzi della Ciao. Mercedes si preparano a fare festa e ne hanno tutto il... Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Mamma mia, Fantastico classifica. risultato Siamo per Lewis ottavi, Hamilton, 9 che punti. aumenta il suo Grandi, vantaggio i in primi cima degli alla ormali. classifica. Allora Luca Diciamo, Filippi, no, vabbè, no, chi c'è da sceglieresti battere in come realtà. pilota del giorno? Direi l'uomo della Grazie, pioggia. amore. Oggi ci ha regalato Ottimo. una prestazione stupefacente. Vediamo come si presenta. Terzo MVP di giornata, di stagione, su 3 gare. L'uomo della pioggia. Prestazione stupefacente. Lo so, amore. Di sicuro sarà una gran soddisfazione. Lo so, amor mio. Hai recuperato molte posizioni in gara, no? Dai. Serve che voglio avere sconti sul La motore. scuderia sarà felice delle tue prestazioni. Lo sono. Sì, spettacolarità in aumento. Di recente non abbiamo visto grandi sviluppi per la tua... No, cazzo vuoi, Claire, dai. Non è stata una gara pulita, ti pare? No comment, dai. Beh, grazie lo stesso. No, grazie a un cazzolino. Vediamo se qualche intervista fatta dagli altri. C'è qualche intervista? C'è Butler che mi rompe i coglioni? Ok. Ricordati di scegliere un pilota da considerare come tuo rivale dalla schermata Butler. della workstation. Una buona prestazione contro il tuo avversario. Le buone prestazioni, ma può farti temo che guadagnare sto sottovalutando le mie rispetto capacità, e ma migliori condizioni in ambito abbiamo di condiviso revisione l'asfalto per molto tempo, so come contrattuale. guida, Sembra che anche conosco, uno dei tuoi rivali conosci i miei punti parteciperà a un deboli. evento storico. Potrebbe essere l'occasione felice. giusta per pubblicizzare la vostra rivalità sulla stampa Ok. e aumentare la tua popolarità. Dai, stai zitta. Allora, rivali. Ecco una lista di piloti da cui scegliere il tuo rivale. Rischiamo Più Butler. audace sarà la sfida, maggiore sarà il rispetto Voglio che terrai rischiare. nel paddock se sconfiggi il tuo avversario. Raga. Ma attento, No. perdere ti costerà lo stesso ammontare di rispetto. Ecco. Quindi non fare il passo più lungo della gamba. Va bene, amore. Raga, sono trovato il commendone veneziano. Butler in pratica ha detto che secondo lui le mie buone prestazioni contano poco. È contento delle sue prestazioni invece in Racing Point e un po' dispiaciuto per i pochi miglioramenti. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Ciao!